Buonasera. Buonasera a tutti per questo secondo incontro del ciclo La Svolta 1989-1991. Abbiamo questa sera Pietro Folena. Mi limito semplicemente appunto a darvi il benvenuto da parte dell'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea, che ospita questo incontro organizzato assieme alla Fondazione Rinascita 2007. Scusate. Ecco, come dicevamo la settimana scorsa in occasione del primo incontro, questi incontri sono anche l'avvio di un progetto di ricerca promosso da Iveser e Fondazione Rinascita, che prevede la raccolta delle testimonianze di un numero considerevole del gruppo dirigente di base del Partito Comunista, poi PDS veneziano, proprio in quegli anni, negli anni della svolta, 1989-1991. E quindi lo scopo di questi incontri è anche di, in qualche modo, dare le coordinate per le future interviste agli intervistatori. Io mi fermo qui e do subito la parola a Pierangelo Molena per presentare e presentare anche l'ospite. Grazie a tutti di essere qui. Grazie Giovanni. Questo è il secondo incontro che facciamo dopo quello della settimana scorsa. L'obiettivo l'ha già detto chiaramente il direttore di Iveser. Questo è un lavoro che dovevamo cominciare esattamente un anno fa e anche noi siamo stati travolti dal Covid. Se ne parlava prima con Pietro, si diceva proprio un anno fa avremmo dovuto tenere questo incontro dal vivo, tra l'altro, cioè in presenza, come si dice adesso, e avremmo dovuto parlare e presentare cosa è stata la svolta. Diciamo che a Pietro Folena la domanda era cosa è stata la svolta a Roma, in Italia. Dopo aver provato a rispondere a cosa è stata la svolta dal PC a PDS in maniera limitata, sapendo che ovviamente parlare con una persona è di per sé, limita di per sé la possibilità di avere una risposta più ampia. Dopo aver parlato di cosa è stata la svolta a Venezia, aver parlato la volta scorsa, adesso è il momento, insomma, di parlare con un testimone. Pietro Folena lo conoscete, lo conoscono tutti, lo conoscete tutti. Mi piace ricordare che, oltre ad essere un politico, aver avuto responsabilità politiche, è uno scrittore, e dell'anno scorso il suo ultimo libro, che si intitola Servirsi del popolo, che avremmo voluto presentarlo, ma troveremo il modo di presentarlo se Folena sarà disponibile in autunno, quando noi faremo le manifestazioni per i 100 anni della nascita del Partito Comunista. È fondatore di un'associazione culturale, Metamorfosi, che vi invito ad andare a vedere nel sito e vedere quante, quali e la qualità delle attività che svolge, ma soprattutto è invitato qui perché allora in quegli anni là, svolgeva un ruolo di dirigente nazionale del Partito Comunista Italiano. È di origini padovane, come tutti sanno, non ha avuto incarichi locali nella FIGC e nel Partito Comunista a Padova, è stato segretario nazionale della FIGC e appena concluso quell'incarico il partito, ci dirà lui come, gli ha chiesto cortesemente di andare a dirigere il PC in Sicilia, non proprio una situazione particolarmente semplice, ma la sua testimonianza e il suo osservatorio sono sicuramente utili per avere un quadro di cosa è stata la svolta del passaggio da PC a PDS in quegli anni. Lo ringrazio davvero tanto, insomma, di questa disponibilità che ci aveva già manifestato allora e che adesso ce la ripropone. Io volevo iniziare non con una domanda, è una domanda in realtà, e dirgli, ma nel 1989, nel momento in cui viene abbattuto il muro di Berlino, Pietro Folena dov'era? E soprattutto, ma cosa ha pensato in quel momento là? Tanto grazie Pierangelo, un saluto e diciamo, un grande apprezzamento per il lavoro che voi state facendo come Fondazione Rinascita e l'Istituto Veneziano della Storia della Resistenza.
credo che sia importantissimo questo riannodare il rapporto con una storia, no? Perché siamo stati un po' tutti vittime, a volte siamo stati anche vittime di noi stessi, di una idea secondo cui il nuovo partiva sostanzialmente sulla base di un gran cumulo di macerie che dovevamo avere alle spalle, insomma. Quindi io trovo che in questo periodo, soprattutto da parte di tante ragazze e ragazzi, c'è il bisogno di riscoprire questa storia in tutti i suoi aspetti. Dove ero? Io ero a Palermo, quando ho avuto la notizia della svolta, ero da pochi mesi a Palermo, segretario regionale del Partito Comunista Italiano, arrivato lì praticamente a commissariare il partito dopo una crisi gravissima che aveva anche dei risvolti morali, in una stagione inquietante, buia. C'era stato proprio nell'estate del 1989 il fallito attentato alla Daura Giovanni Falcone. Io con Falcone avevo un rapporto, ci frequentavamo insieme a altri dirigenti del partito. A Gerardo Chiaromonte c'era l'abitudine di vedersi periodicamente per fare il punto della situazione. Quindi in quel contesto palermitano così torbido e così difficile è arrivata all'improvviso questa notizia, che è stata sicuramente una notizia esplosiva e, diciamo, come è noto, Occhetto non si consultò con nessuno, quasi con nessuno, prima di fare il suo annuncio alla Bolognina. Ma torniamo un attimo indietro. Tu hai accennato, Pierangelo, ai miei trascorsi pre-siciliani, diciamo, sì, veneti. Io ero stato segretario della FIGC di Padova e poi segretario regionale della FIGC del Veneto per alcuni anni. Venivo a Canareggio, a Venezia, ogni giorno e insomma era una fase di grande lotta anche molto complessa della federazione giovanile. Era la storia, era la fase del terrorismo, del rapimento di Moro, del terrorismo che in Veneto aveva poi una sua dimensione così forte. Da lì poi sono stato segretario nazionale della Federazione Giovanile Comunista, prima della segreteria nazionale, poi sono tornato a Padova a dirigere il Comitato Cittadino di Padova del partito. Ero con Berlinguer la sera della sua morte. Dopo la morte di Berlinguer sono stato richiamato a Roma a dirigere la Federazione Giovanile Comunista Italiana e quindi ho vissuto tutti gli anni e in qualche modo anche i mesi precedenti all'89 in quel luogo. Ho lasciato la FIGC alla fine dell'88, ho un po' anticipato i tempi della mia uscita, perché in quel momento avevo dei problemi familiari, mia madre stava molto male, volevo accudirla, stava a Padova in ospedale, quindi ho preferito lasciare. Gianni Cooper è diventato segretario della FIGC dopo di me. Qualche mese dopo il partito mi ha chiesto appunto di andare in Sicilia. Ma io vorrei ripercorrere, al di là insomma di questi piccoli richiami biografici, qual era il contesto in cui è avvenuto quell'annuncio che mi ha colto a Palermo in una giornata di scirocco autunnale, come era quella giornata dell'autunno dell'89. Insomma, in realtà se uno ripercorre gli avvenimenti dell'89, l'89 sembra veramente un anno destinato a cambiare il mondo. Ci sono certi momenti storici in cui si accumulano tensioni, contraddizioni, conflitti, diciamo guerre di posizione, che a un certo punto arrivano a un momento di rottura, un momento, diciamo, in cui cambia tutto, insomma. E quindi l'89 già si preannunciava da molti mesi come un anno di cambiamento. E se uno riguarda la stagione 89-92, possiamo dire 89-94, per quello che riguarda il contesto italiano, la possiamo considerare la stagione in cui è finita quella che il grande storico cattolico ha chiamato Pietro Scoppola la Repubblica dei Partiti, e è iniziata questa lunghissima
infinita transizione italiana che per alcuni versi appunto non è tuttora finita, come dimostrano anche le vicende di questi giorni e anche la crisi di questi giorni, la crisi anzitutto del principale partito erede del Partito Comunista Italiano e del Partito Democratico della Sinistra, che fu il primo figlio del Partito Comunista Italiano. Diciamo che quali sono stati i fattori scatenanti di questo cambiamento? Sono stati fondamentalmente tre: la caduta del muro di Berlino e la fine di un assetto bipolare. Quindi, il secondo, i nuovi vincoli europei che poi sono culminati nel 92 con gli accordi di Maastricht, e il terzo, la degenerazione gravissima che il sistema politico e dei partiti aveva avuto, almeno in tutta una sua parte, con l'emergere di quella che già Enrico Berlinguer aveva chiamato la questione morale, che non era stata affrontata e risolta e che poi è esplosa nelle forme che conosciamo. Ma se torniamo al primo di questi fattori, cioè la crisi dell'89, sì, è vero, il muro di Berlino cade nel novembre del 1989, ma tutto l'est europeo e tutto il mondo del comunismo a partito unico, delle dittature che si ispiravano, diciamo così, all'ideologia comunista, alle idee comuniste, tutto questo mondo è in totale subbuglio. Bisogna ricordare che Mikhail Gorbaciov era diventato segretario del Partito Comunista Sovietico nel 1985, che si era aperta questa stagione molto lunga e anche tormentata all'interno del mondo comunista sovietico della perestroika, la grande ristrutturazione che poi non ha avuto esito, della glasnost, cioè la trasparenza, ma sicuramente uno degli effetti che quel cambiamento che Gorbaciov aveva impresso alla situazione, uno degli effetti immediati che ha avuto è stato quello di riaprire le maglie all'interno dei paesi del blocco del Patto di Varsavia, che sono paesi che in diversi momenti della storia del secondo dopoguerra avevano conosciuto fasi di leggera apertura o di apertura e poi fasi brutali di chiusura e di repressione. I più noti sono stati evidentemente l'invasione dell'Ungheria del 1956 e l'invasione della Cecoslovacchia da parte delle truppe sovietiche del 1968. Ma per esempio la Polonia è un paese che dall'inizio degli anni '80, lo ricordiamo bene perché Enrico Berlinguer, per quello che riguarda il Partito Comunista Italiano, proprio dopo il colpo di stato militare del generale Jaruzelski, andò in televisione, anche lì senza consultare nessuno della direzione del partito, affermando questa cosa enorme che si era esaurita, la spinta propulsiva della rivoluzione d'ottobre, quindi imprimendo un grande cambiamento. Jaruzelski reprime la rivolta operaia di Solidarnosc, tuttavia questo subbuglio di organizzazione operaia e sindacale dal basso, proprio in un paese che proclamava di avere affermato i diritti dei lavoratori e che era cresciuta nei cantieri di Danzica e in tante altre fabbriche della Polonia, è esplosa proprio nel 1989, all'inizio del 1989, con una forza senza precedenti. Tra febbraio e aprile dell'89 si aprono i negoziati fra Solidarnosc e il Partito Operaio Unificato Polacco, che era il nome del Partito Comunista polacco. Nel marzo dell'89 80.000 manifestanti attraversano Budapest, la capitale dell'Ungheria. Il POSU era il Partito Comunista Ungherese, il socialista ungherese era il più aperto, il più pro-occidentale, diciamo così, di quelli dell'Est. Tuttavia chiedono democrazia e si forma in Ungheria, tollerata dalle autorità, una coalizione di opposizione. A giugno in Polonia vince le elezioni Solidarnosc e si forma, prima della caduta del muro di Berlino, il primo governo non comunista dell'Europa dell'Est. Andando fuori dall'Europa, in Cina, dal
dall'aprile del 1989 fino al 4 giugno gli studenti occupano la piazza Tiananmen con una protesta clamorosa appoggiata da una parte del Partito Comunista Cinese, dall'ala riformista che faceva capo al segretario generale Zhao Ziyang, protesta che viene repressa nel sangue da Deng Xiaoping la notte fra il 3 giugno e il 4 giugno, la famosa fotografia del ragazzo che sta davanti ai carri armati. Durante quel periodo Mikhail Gorbaciov aveva fatto una visita storica a Pechino, in qualche modo dando credito e aprendo il rapporto proprio con Zhao Ziyang, che poi invece cadrà in disgrazia evidentemente dopo la repressione di piazza Tiananmen. A fine giugno i ministri di Austria, un paese dell'Occidente, dell'Ungheria, tagliano insieme la barriera, la cortina di ferro che divideva i due paesi. A fine agosto 2 milioni di persone fanno una catena umana fra Lituania, Lettonia e Estonia contro l'Unione Sovietica. L'11 settembre più di 13.000 tedeschi dell'est scappano a ovest, passando dall'Ungheria all'Austria. Il 7 ottobre si scioglie il POS ungherese, 11 giorni dopo si dimette il presidente della Germania orientale Erich Honecker e il 4 ottobre 1 milione di persone manifestano a Alexanderplatz. Ecco, questo per dire che quando Occhetto fa quell'annuncio non è che tutto fosse tranquillo, tutto era drammaticamente confuso. E se volete in Italia era successo qualcosa di abbastanza singolare e grave. Cioè, mentre avvengono queste cose che io ho raccontato, di queste cose poi parlo in questo libro che tu hai avuto la cortesia di citare e che presenteremo, i grandi partiti italiani fanno i loro congressi nello stesso periodo. Sono andato a vedere gli atti di questi congressi, i documenti, quello che esce sui giornali. Il congresso della Democrazia Cristiana e il congresso del Partito Socialista non si fa sostanzialmente cenno di quello che sta avvenendo. Il nostro partito di allora, il Partito Comunista, fece un grandissimo congresso, di Occhetto, insomma, in cui Occhetto fa questa famosa, è passata la relazione sull'Amazzonia, no? Qui parla del mondo, parla della necessità di diciamo, aprire una stagione completamente nuova. Tuttavia, devo dire con grande sincerità, pur avendo partecipato a quel congresso da appena eletto segretario regionale del Partito Siciliano, che la percezione che gli avvenimenti che io ho citato e che stavano avvenendo, era la primavera del 1989, era destinata a una rottura totale, non c'era. Tant'è vero che non fu messa all'ordine del giorno un cambiamento. Parliamoci chiaro, il grosso del Partito Comunista Italiano sapeva che un cambiamento doveva essere fatto e se ne stava discutendo. La FIGC, che io avevo diretto fino a pochi mesi prima, aveva discusso anche della possibilità di cambiare il proprio nome nei propri organismi dirigenti. Poi si scelse di non farlo proprio perché dovevamo fare il cambiamento del segretario, quindi si disse non possiamo in questo momento andare a un'operazione di questa natura, no? Ci fu anche una discussione interna su che cosa voleva dire questo, ribadire questo richiamo al comunismo. Nichi Vendola e Franco Giordano, altri compagni che erano un po', diciamo, l'ala più radicale, per così dire, insomma, della FIGC, avevano parlato del comunismo come un elemento morale, come un elemento quasi spirituale, non come un elemento politico, il bisogno di comunismo, no? Come un'istanza di spiritualità, diremmo oggi con Papa Francesco, insomma. Questa era la discussione che c'era stata all'interno della FIGC, che aveva aderito nei mesi precedenti all'Internazionale Socialista dei Giovani, quindi c'erano già stati degli avvenimenti che andavano in una direzione molto chiara, insomma. Tuttavia non c'era stato ancora questo cambiamento, insomma. Poi magari su questo punto possiamo tornare dopo, insomma. No? De Mita diventa lascia la segreteria della DC, quindi
finisce una stagione in cui la DC era diretta da una figura un po' più, non dico a sinistra, ma insomma un po' più aperta, a vantaggio di Forlani. Il congresso socialista è fatto da Craxi all'insegna della polemica con la sinistra democristiana e con il Partito Comunista Italiano, e quindi il congresso del PSI si limita a un avviso di sfratto al governo che era presieduto da De Mita, che poi porterà dopo le elezioni europee di giugno a un governo guidato da Giulio Andreotti, che invece era gradito al Partito Socialista Italiano. Quindi arriva poi in novembre del 1989 con questo annuncio improvviso fatto in televisione, alla radio, dal ministro della propaganda della Germania dell'Est, Günther Schabowski, che rispondendo alla domanda di un giornalista dell'ANSA italiano, questo giornalista l'ha ricordato, si chiama Riccardo Herman, rispondendo alla domanda rispose che tutte le norme per i viaggi all'estero erano state revocate, usò questa parola in tedesco, ab sofort, con effetto immediato. E questo ab sofort spinse una folla immensa di persone a andare ai posti di frontiera, e le guardie, confuse da questa comunicazione, lasciarono passare, e fu la fine del muro di Berlino. Quindi ci fu anche come posso dire, un fattore come si dimostra quando le cose sono mature, poi possono succedere anche per un problema linguistico. Non dico che non ci sarebbe stato senza questa frase o questa parola che è stata detta, ma il modo in cui è avvenuto sicuramente è stato favorito da questa, diciamo, avvitarsi di una situazione che si era accumulata nel corso dei mesi precedenti. Voglio ricordare che poi dopo quel 9 novembre, il 17 novembre a Praga inizia la rivoluzione di velluto, culminata alla fine di dicembre con l'elezione di Václav Havel, grande intellettuale liberale, a presidente della Cecoslovacchia in quel momento, e poi c'è la rivoluzione, la rivolta violenta, la rivoluzione, diciamo, in Romania, che porta addirittura all'uccisione di Ceausescu, di Nicolae Ceausescu e della moglie Elena. Pietro Scoppola ha usato un termine molto efficace nei suoi studi storici di quegli anni. La caduta del muro di Berlino ha reso evidente che l'Europa ha due polmoni, uno occidentale e l'altro orientale. Ecco. Io vorrei che questa plastica definizione rimanesse nella nostra elaborazione, perché tutti i discorsi sull'Europa, anche quelli che oggi noi facciamo, devono tener conto dell'esistenza di questi due polmoni. Arriva la notizia, torno a Palermo, diciamo, arriva la notizia, telefoniamo, veniamo, diciamo, sentiti per telefono da chi stava nella segreteria di Occhetto, la Petruccioli, dagli altri esponenti, diciamo, che erano più vicini a Occhetto, e in qualche modo siamo tutti chiamati a schierarci, perché è evidente che la dichiarazione di Occhetto avvenuta alla Bolognina di fronte a una platea di vecchi compagni, di partigiani, eccetera, eccetera, era una dichiarazione che aveva suscitato e stava suscitando delle reazioni violentissime in una parte degli esponenti del partito. Quindi io mi schierai a favore, non mi sono pentito, lo dico con grande chiarezza subito per essere chiari, anche se non c'è dubbio che quel modo improvviso in cui è avvenuta la svolta ha portato dei traumi molto superiori e non ha risolto molte questioni che, se invece, diciamo, la svolta fosse stata preparata leggendo meglio cosa stava avvenendo al mondo, si sarebbero potuti evitare. Cioè
Io credo che lo stesso fatto che il simboletto del Partito Comunista Italiano sia stato inserito alla base della quercia sia stato non una scelta opportunistica, ma in qualche modo anche la dimostrazione di una lotta politica, insomma, che ha portato chi voleva fare un'operazione di sviluppo e non di negazione di una storia a affermare questo punto di vista. E poi si arrivò, diciamo, al comitato centrale del Partito Comunista Italiano. Insomma. Prima di questo vorrei fare una battuta sulle ragioni materiali, insomma, di questa caduta del muro di Berlino. Perché è chiaro che la caduta del muro di Berlino fu salutata come la fine del comunismo e in qualche modo a sinistra come la vittoria del campo socialdemocratico. E invece non è stata letta la caduta del muro di Berlino non solo come la potente domanda di libertà della società che veniva in queste società che erano ossificate da dei regimi intollerabili, perché la gioventù dell'Est era scolarizzata, leggeva i libri, era moderna, vedeva i computer all'Occidente, vedeva un grande cambiamento e sentiva che i meccanismi della pianificazione erano destinati a non funzionare, no? E quindi l'ipotesi riformistica del comunismo sovietico fatta da Gorbaciov non si era tradotta in fatti pratici, in fatti concreti. In Afghanistan l'Unione Sovietica era andata incontro a una disfatta, diciamo, militare e soprattutto a una grande a una specie di Vietnam per l'URSS, con questi reduci che tornavano, con questi enormi problemi che si aprivano all'interno del paese. Però se è vero che c'è questo, l'altro motore della svolta è stata la potente spinta turboliberista che si è aperta in Occidente a partire, diciamo, con l'influenza dei grandi della scuola di Chicago, dei grandi economisti liberisti che dagli anni 70 cominciano a influenzare profondamente la politica americana, ma soprattutto con diciamo, la fine degli accordi di Bretton Woods, con la dichiarazione da parte di Nixon all'inizio degli anni 70, il 15 agosto del 71, di sospendere la convertibilità del dollaro in oro. In quel momento il dollaro si separa dall'oro, in qualche modo è un po' la fotografia di quello che avverrà nei decenni successivi, cioè di una finanza che si slega da un fatto materiale. No? Gli Stati Uniti hanno un debito gigantesco provocato dalla guerra del Vietnam, dalle spese militari e da tutto questo, e tutto ciò, diciamo, è in qualche modo annuncia questa stagione turboliberista che poi troverà in Reagan negli Stati Uniti, nella signora Margaret Thatcher in Gran Bretagna e diciamo un po' in tutta l'ideologia liberista che ha pervaso anche una parte del pentapartito negli anni '80 nel nostro paese, una loro forza grandissima. Quindi quello che la socialdemocrazia non ha visto, e anche i socialisti italiani, quando cadde il muro di Berlino, è che il muro di Berlino cadeva sotto i colpi della domanda di libertà dei giovani, ma cadeva anche sotto i colpi di una ideologia liberista potente e travolgente, che sarebbe stata destinata a investire anche il campo socialista e socialdemocratico, il quale negli anni successivi ha cercato di ricollocarsi in una posizione più liberale, no? Tutta la terza via di Blair, ma anche la politica che ha fatto Prodi, D'Alema, sotto un certo punto di vista, Jospin, insomma, è stata tutta una politica che è andata negli anni 90 in una direzione non liberista, ma diciamo di un liberalismo sociale più temperato, no? Ma che poi alla fine non è riuscita a fare i conti con la crisi del mondo e il mondo poi è saltato, l'equilibrio del mondo all'inizio del millennio che stiamo vivendo è saltato in aria e siamo ancora oggi dentro questa crisi. Chiudo questa
digressione. Torno al comitato centrale del Partito Comunista Italiano. Quindi il Partito Comunista Italiano è comunque il primo partito del sistema politico italiano che reagisce alla caduta del muro di Berlino, e in qualche modo è il primo partito europeo che reagisce alla caduta del muro di Berlino. Certo, perché c'era una storia che lo riguardava, ma aveva comunque fatto il congresso nel marzo precedente, come dicevo prima, un congresso che in qualche modo era inadeguato, no? Quando lui, Occhetto, il 12 novembre fa questa dichiarazione e lo fa con questo stile molto decisionista, segna il modo in cui avverrà la svolta, ma comunque ricolloca il Partito Comunista Italiano e il suo figlio, cioè il Partito Democratico della Sinistra, al centro del sistema politico, almeno dei 3-4 anni successivi, fino al 1994. Poi un'altra storia, cosa succede dopo il 94. Dal 20 al 24 novembre, nei giorni della rivoluzione di Velluto, c'è il comitato centrale del partito, che è una specie 3 giorni di comitato centrale. Sono 3 libretti, sicuramente voi li avete alla Fondazione Rinascita, dell'Unità, colorati, molto belli, vanno riletti. Il più drammatico è il comitato centrale della storia PC, non solo perché è l'ultimo, ma per quello che è avvenuto, insomma, che è avvenuto qualcosa che riguardava la cultura politica, le idee, ma riguardava anche gli affetti, le persone, i rapporti personali. Si sono rotte delle relazioni. Pensate adesso in piccolo, noi giovani eravamo proprio i figli di Tortorella. Per noi non si sente? Tortorella è stato il nostro mentore, è stato quello che ci ha aiutato all'epoca della Federazione Giovanile Comunista a fare la svolta, a capire quello che diceva Berlinguer, a fare un cambiamento profondo, a schierarci su posizioni antisovietiche, perché la sostanza è che noi eravamo schierati su posizioni fortissimamente. Raccogliamo 1 milione di firme tra i ragazzi italiani nell'85, all'inizio dell'85, per il ritiro delle truppe sovietiche dall'Afghanistan, anche delle cose, se volete, così idealistiche, poco pratiche, però che avevano un enorme senso simbolico. Promuovemmo il referendum antinucleare di Chernobyl contro tutta l'ala industrialista del partito, che era fatta sia da sostenitori che da oppositori della svolta negli anni successivi, insomma. E però noi lo facemmo col sostegno di Tortorella. Tortorella si schierò contro la svolta, lui che era un grande innovatore, che rimane un grande innovatore, uno straordinario innovatore, e si schierò per il modo in cui era avvenuta, per questo modo liquidatorio, improvviso, insomma, quindi ci fu una rottura di rapporti, no? Con Alessandro Natta che non stava bene, insomma. Per me Natta, che era stato un collega della scuola normale di mio padre, da Franco Folena, di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita, stiamo facendo molti convegni e iniziative per ricordarlo. Natta non mi rivolse la parola per alcuni anni, andai a trovarlo negli anni dopo, cercando di riallacciare un rapporto, ma fu qualcosa di drammatico. Nichi Vendola era il mio fratello minore, avevamo fatto le vacanze insieme proprio quell'anno lì, no? E pochi mesi dopo, in Tunisia erano stati, pochi mesi dopo si sono interrotti perfino i rapporti, cioè non era una semplice, adesso si fanno le scissioni un po' all'acqua di rosa adesso, no? Perfino col sorriso sulle labbra, è tutto finto, no? Poi si va da Barbara D'Urso, adesso è tutto così, no? Allora invece erano dei drammi proprio, dei grandissimi drammi di proporzioni veramente gigantesche, e questo dramma si consumò, questo dramma umano, nell'ambito di questi 3 giorni di comitato centrale.
Io direi che si formò nel Comitato Centrale, se ricordo bene anche Cesare De Piccoli faceva parte, ma posso sbagliarmi, di questa tendenza. Si formò in quelli che erano a favore, poi c'erano quelli che erano contro, poi c'era Bassolino che aveva una sua posizione autonoma, che poi prefigurerà una sua posizione congressuale, ma invece tra i favorevoli alla svolta, quelli che i giornalisti etichettarono un po' con disprezzo come malpancisti, e cioè una sinistra della svolta, D'Alema in primis, Livia Turco, io e alcuni altri, insomma, che appoggiarono, mentre Mussi per esempio era un occhettiano molto, molto forte che sosteneva, diciamo, senza se senza ma quel cambiamento, che diciamo in qualche modo questo gruppo di compagni sosteneva diciamo un cambiamento che non fosse un mero approdo socialdemocratico, come quello che chiedevano i miglioristi. Cioè i miglioristi, i riformisti del partito dicevano il PC deve diventare una forza socialista socialdemocratica. Peccato che poi Craxi non voleva che questo partito entrasse nella... Occhetto aveva una linea, chiamiamola nuovista, di un nuovo inizio, quasi che bisognasse mettere una cesura radicale col passato, e poi c'era una posizione, appunto, chiamiamola malpancista, che in qualche modo chiedeva un cambiamento per criticare la società. Solo a titolo di curiosità vi leggo un piccolissimo brano, poi mi dici, perché penso di aver esaurito il mio tempo e mi fermo, del mio intervento a quel comitato centrale sul muro di Berlino. Il crollo del muro di Berlino restituisce per intero il tema, e non certo le soluzioni, all'origine della ricerca di Marx sulla rivoluzione nei punti alti dello sviluppo capitalistico. Non esiste più una società altra, che era l'URSS, circondata dall'impenetrabile cortina, sogno per alcuni, incubo per altro. Torna in campo solo la realtà e la cultura del reale. È la spinta materiale, cito, a andare oltre un orizzonte redistributivo e a consegnarci più che in altre epoche un bisogno di liberazione da ricollocare nella storia che insieme dovremo scrivere. Questa cosa che ho detto io da ragazzino a quel comitato centrale. Eravamo figli di una lettura dell'ultimo Berlinguer, quello che non piace ai più, cioè del Berlinguer che col femminismo, con l'ecologismo, col pacifismo si colloca, quello che diciamo dalla fine della solidarietà nazionale fino alla sua morte, si colloca in un orizzonte di ricerca. Quella ricerca si interrompe perché muore a Padova. E poi a quel punto c'è una linea di difesa delle posizioni di Berlinguer, non di sviluppo attorno alla segreteria di Natta. È la FIGC, è Livia Turco con le donne, sono alcuni movimenti interni e esterni che cercano di portare avanti un discorso di un pensiero nuovo, no? E questo è un po' quello che io cercavo di portare, diciamo così, dentro quel tipo di collocazione. Infine, drammatica la situazione, poi il congresso dura, come è noto, un lunghissimo periodo, con 2 congressi, le lacrime di Occhetto al primo congresso, adesso dico tutti episodi che credo molti di voi conoscono, comunque che si possono documentare, e il secondo congresso, quello di Rimini, con la fallita rielezione di Occhetto anche per una cattiva organizzazione, una sciatta organizzazione, non da Partito Comunista, di quella riunione, e poi forse anche per qualche manovra, questo poi non lo si è mai dimostrato, riavvenuta poi qualche giorno dopo a Roma in una riunione, diciamo, dell'organismo dirigente del partito. Nel frattempo era nata la Rifondazione Comunista, era cominciato tutto un altro processo. Io, come ho detto,
era andato in Sicilia. Però che cosa era successo? È che la reazione, io a questo punto ci tengo moltissimo, perché visto che siamo di sinistra e parliamo della sinistra, per me i socialisti non sono altra cosa che una parte della sinistra. Quindi c'era stato uno scontro violentissimo tra PSI e PC negli anni '80, bene, però il PC aveva assunto una linea di alternativa. Berlinguer voleva un dialogo, aveva avuto come risposta i fischi a Verona prima della diciamo qualche settimana prima di Padova e del comizio finale. Ma il Partito Socialista Italiano, di fronte a questo cambiamento, anziché reagire aprendo a questo cambiamento e aprendo veramente un cantiere, fa un proclama, il proclama dell'unità socialista. Il PSI era nel pentapartito, era nel cosiddetto CAF, si chiamava così, Craxi, Andreotti, Forlani, cioè una specie di super partito che aveva bloccato la politica italiana, e dice ai comunisti che stavano cambiando: venite sotto le nostre ali col nome dell'unità socialista. Quindi il PSI diventa unità socialista e voi entrate con noi, sotto la nostra guida. È chiaro che una risposta di questo tipo era destinata al fallimento e soprattutto era sintomatica del fatto che il PSI non aveva capito che il crollo del muro di Berlino un po' cadeva addosso anche ai socialisti e non solo ai comunisti. O meglio, i comunisti italiani avevano una storia lontana dall'URSS e avevano esitato a cambiare, e questo li ha messi in una posizione difensiva. Ma i socialisti italiani, di fronte al fatto che diciamo, c'era stato quel cambiamento, e lanciando quel proclama, in qualche modo hanno dimostrato di sottovalutare totalmente il disordine mondiale che si sarebbe creato dopo il crollo del muro di Berlino, e in qualche modo quella ideologia della fine della storia di Francis Fukuyama, che poi era un'ideologia, lo stesso Fukuyama l'ha rivista qualche anno dopo, che sarebbe questa idea che alla fine eravamo finiti nel mondo migliore, questo paradiso capitalistico destinato a non avere più contraddizioni. Tutto questo avrebbe messo in discussione ogni forza di progresso, non solo ogni forza socialista o comunista, ma cattolica, che vuole cambiare le cose, ogni forza critica nei confronti della società, no? Quindi ci fu una reazione conservatrice, difensiva. Non si può non vedere che la crisi del Partito Socialista Italiano, che certo è stata accelerata poi da Tangentopoli e da quello che è successo nei rapporti con la magistratura, nasce prima di tutto da una ragione politica e strategica, non aver capito che era cambiato il tempo e che bisognava ricollocare tutta la sinistra in un orizzonte critico. Ma questo, ripeto, è una storia diversa, la storia degli anni successivi, è una storia di cui potremmo ancora parlare. Intanto io dico che comunque quell'89 e quella svolta sono stati alla fine il vero inizio della nuova stagione politica dentro la quale noi siamo ancora e che ancora non si è conclusa. Grazie Pietro. Io volevo fare, siccome hai citato Natta e del rapporto tra tuo papà e Natta, io ho letto leggevo insomma che quando Natta insomma non avrebbe proprio preferito Occhetto, e tra i nomi dei possibili successori c'eri tu, c'era D'Alema e c'eri tu. Così riporta Barca perlomeno in alcuni suoi scritti. Ma era una dimostrazione che serviva, era una certificazione insomma che sarebbe servito un salto ulteriore, oppure era tutto un equilibrio all'interno del palazzo romano, insomma, per cui di rapporti personali perché su questo poi, vabbè, con il sé non è che si possa rifare e ridisegnare nulla. Però
anche alla luce di alcune tue, di un pezzo della tua ricostruzione, insomma, qualcosa, cioè, meriterebbe insomma una risposta, insomma, un approfondimento, Sì. insomma, a questo tipo di ricostruzione. Un'altra domanda, visto che le persone che, cioè alcuni insomma di quelli che andranno a intervistare i compagni e le compagne che allora facevano i segretari di sezione sono ventenni, tu a dei ragazzi come quelli che hanno vinto Sanremo, ai Maneskin, com'è che ricostruiresti in 3 minuti cosa sono stati quegli anni? Perché non è che puoi tirargli su un discorso da 40 minuti. Come si riesce a dei ragazzi di 20 anni interessati, ma non proprio studiosi, a ricostruire un percorso, un periodo che anch'io ritengo insomma molto importante e anche drammatico, e purtroppo che ha avuto delle svolte, una svolta sulla svolta, ecco, diciamo. Le prime Sì, due grazie domande, poi Fernando. vediamo se viene fuori qualcos'altro. Sì, certo. La prima questione, beh sì, è vero. Diciamo, di me non voglio parlare perché poi abitudine del Partito Comunista Italiano, in cui tutti avevano grandi ambizioni personali, non vorrei essere frainteso, tutti avevano grandi ambizioni personali, ma nessuno non era tollerabile o tollerato che si proclamassero pubblicamente queste ambizioni. Bisognava conquistare la fiducia e arrivare a essere proposti. Per esempio, io ero stato punito, tra virgolette, nel 1982, c'era Berlinguer, segretario del partito, perché ero responsabile degli studenti e avevamo fatto astenere gli studenti dalle elezioni studentesche per la critica con la farraginosità e l'inutilità allora degli organi collegiali che non hanno potere. Fu un errore, l'avevamo già fatto 2 anni prima e nessuno era andato a votare. Avevamo deciso di rifarlo e insomma in qualche modo il partito disse no, questo ragazzo è un po' troppo estremista, insomma, e quindi mi si disse vuoi andare a fare io dico no, io torno a Padova e andai a fare il funzionario di base, proprio neanche non nella segreteria, insomma, ricominciando proprio da zero, no? Nel gruppo dirigente padovano del partito, che è un gruppo dirigente tosto, diciamo così, in cui alle 6 di mattina andavi alle fabbriche, alle 7 di mattina le cose a volantinare, in cui l'etica non esisteva che facevi che dicevi una cosa e non la facevi. La potevi dire in quanto la facevi, però quel tipo di etica comunista era, diciamo, rigidissima. Quindi educato a quella scuola, però nata, con cui avevo confidenza anche per queste ragioni, perché poi c'era un carteggio che fra l'altro devo ancora ritrovare fra mio padre e lui, quindi c'era anche un rapporto personale. Natta mi disse apertamente che avrebbe voluto dopo di lui D'Alema e non Occhetto, o comunque uno più giovane, insomma, uno più giovane. D'Alema, chiedo scusa, Natta nell'85 alle elezioni comunali, alle elezioni amministrative, rinunciò, era tornato a fare da pochissimo il segretario del partito, rinunciò a fare l'appello in televisione e mi mandò a fare l'appello per il Partito Comunista Italiano in televisione. Questo per dire, aveva un convincimento, no? Che lui era provvisorio dopo la morte di Berlinguer e che bisognava rimettere la cosa in mano a una generazione più giovane. La ragione per cui non avesse fiducia in Occhetto, su questo sinceramente non so rispondere. Se era stato per, diciamo, posizioni a un certo punto, in un certo momento erano sembrate più movimentiste o più vicine a quelle di Ingrao negli anni 60, o se Occhetto venisse considerato dal punto di vista della sua stabilità politica, diciamo così, non sufficientemente
affidabile, questo sinceramente non lo so dire, ma confermo quello che tu dici, che ha scritto Barca, Luciano Barca, cioè che Natta pensava alle giovani generazioni, insomma, e che quindi in qualche modo il cambiamento del nome fatto in quel modo ha stravolto tutto e ha in qualche modo rotto una possibilità di continuità di un percorso. È vero che D'Alema anni dopo è diventato segretario, tra l'altro io fui fra i suoi principali sostenitori nella sua elezione, ma divenne segretario, diciamo così, nell'ambito di una lotta politica in cui il tema era già come collocare il PDS come forza di governo e non era più il tema dell'identità e della cultura e dell'ideologia, diciamo. Quanto all'altra domanda, io spiegare quegli anni in poche parole non è una cosa sicuramente facile. Vorrei dire che noi eravamo un po' fuori di testa e diversi da loro, per citare i Maneskin, no? Sono fuori di testa, ma diverso da loro, siamo fuori di testa. Noi eravamo un po', nel senso che quando vai a presentare le firme del referendum nucleare senza autorizzazione del partito e perché non c'era il cellulare, con la monetina chiami e dici Natta, scusa, guarda che io ho presentato, silenzio, quando vieni al partito poi passa che ne parliamo, no? Noi forzavamo un rinnovamento e in qualche modo prendevamo in mano il nostro destino. Quindi oggi quello che direi è che in quel momento ci fu una generazione che provò a farlo e questa io quando vedo, mi ha molto incoraggiato, tu hai citato un episodio di costume, tra virgolette, ma che in realtà è politico, perché nessuno si aspettava quest'esito sabato scorso di Sanremo. E se uno legge attentamente questo testo, lasciamo stare gli aspetti così, diciamo, di colore, è un testo di ribellione profonda, è un testo di critica. Chi è che rappresenta questa voce critica? Chi è che dice questa società va cambiata, questa scuola va cambiata? Dopo un anno e mezzo non siete riusciti a creare le condizioni perché la scuola stia in sicurezza, la salute pubblica è stata smantellata per 30 anni, adesso tutti stiamo riscoprendo che è un bene comune che non deve stare in mercato e che perfino i brevetti glieli dobbiamo togliere e riprendere noi. Ci sono dei miei amici economisti liberali che dicono vanno nazionalizzate le industrie farmaceutiche, cioè oggi strategiche sono le cose che riguardano i beni comuni, no? Quindi io credo che questo sia già un ottimo punto di vista e allora in quella storia ci fu un tentativo che però è rimasto in minoranza di portare un punto di vista critico. Quello che ha prevalso è stata una lettura governista della svolta del PC. Come ha detto Emanuele Macaluso tante volte in questi ultimi anni e anche nelle ultime settimane prima di morire, una svolta governista, cioè concepisci te stesso, la tua identità è stare al governo. Se non stai al governo non hai identità, non è possibile. Tu devi stare al governo perché hai un'identità, perché sulla salute hai un'idea o un'altra idea, perché sull'acqua, io mi ricordo quando all'inizio degli anni 2000, scusami questo piccolo inciso, ero parlamentare della sinistra del PD e frequentavo Porto Alegre, il Forum Sociale Mondiale, eccetera, eccetera, e avevo fatto il Comitato Italiano per l'Acqua Pubblica. In quel momento il PDS e i DS erano all'avanguardia per la privatizzazione dell'acqua, all'avanguardia. E mi ricordo come dirigenti che oggi sono della sinistra, alla sinistra del PD, mi canzonavano per l'acqua pubblica. Adesso tutti parlano di acqua pubblica, di beni comuni, di cose, di limiti al mercato, eccetera, eccetera. Questo per dire che in realtà oggi rimane tutto aperto il problema di una grande forza critica che trasformi quel grido di rabbia, sono fuori di testa ma diverso da loro, in una
proposta di cambiamento radicale della società. Giovanni, hai raccolto qualche domanda o hai qualche domanda? Intanto, naturalmente ringrazio Pietro Folena per questa sua ricostruzione. Trovo particolarmente interessante e utile per il proseguo della nostra ricerca questo suo richiamarsi più volte alla drammaticità di quella fase, appunto, come dire, la componente drammatica della svolta, che vorrei che appunto nel proseguire di questo progetto, nelle future interviste, non si perdesse. Il rischio un po' c'è, da una parte perché, come ha detto anche Pietro Folena, soprattutto per i giovani, per quelli che affrontano questa ricerca senza aver vissuto cos'era la politica nel XX secolo, e avendo invece di fronte cos'è la politica oggi, cioè, come voglio dire, i partiti finiscano e si trasformino in maniera molto più disinvolta di quello che poteva essere, perché ovviamente non hanno più quella profonda come dire, dimensione di appartenenza culturale, emotiva, esistenziale che avevano i partiti nel Novecento e in particolare il Partito Comunista. Quindi da una parte si rischia di perdere questa dimensione della drammaticità per paragone con la politica attuale, ma d'altra parte anche chi quei fatti li ha vissuti rischia in qualche modo di rimuovere questa dimensione. Diciamo che ci sono due rischi opposti nel ricostruire quegli anni. Da una parte, come appunto anche questo è già stato detto, vedervi solo un cumulo di macerie, e dall'altra parte, al contrario, di rimuovere completamente la dimensione drammatica, che invece penso sia fondamentale, anche è una parte fondamentale dell'interesse storico di quella fase. Ecco, ciò detto, porrei due domande a Pietro Folena. Diciamo, mi ricollegherei alla domanda iniziale di Pierangelo sulla caduta del muro, che ovviamente usiamo come momento simbolico, come chiave di lettura, per chiedergli se in quel momento lui in qualche modo quanto immaginava di quello che poi sarebbe successo, cioè si poteva immaginare quello che sarebbe successo poi dalla fine del Partito Comunista alla fine dell'Unione Sovietica, quindi tutta la serie di eventi successivi, o si poteva immaginare invece un'ipotesi di un socialismo reale, con aperture democratiche, di una socialdemocrazia. Era questo che immaginavano, come dire, gioendo per la caduta del muro di Berlino, o appunto cosa suggeriva tutto questo. L'altra domanda che vorrei fargli, siccome lui all'epoca era stato fino a poco tempo prima un dirigente della FIGC, cioè della Federazione Giovanile, come ha visto le differenze generazionali nel vivere quei fatti, cioè chiaramente intendo differenze generazionali dei militanti del partito. Ovviamente un militante che aveva vissuto per decenni nel Partito Comunista, che aveva vissuto la militanza comunista all'epoca dell'antifascismo, della clandestinità o comunque dell'immediato dopoguerra, immagino che abbia vissuto quei fatti con una carica emotiva ancora più forte. Ovviamente, sfortunatamente, questa generazione noi non la possiamo intervistare. Facendo interviste 30 anni dopo, possiamo intervistare solo quelli che allora erano i giovani. Ma come si viveva la differenza tra le varie generazioni in quella fase cruciale? Ecco, queste sono le mie domande. Aggiungo solo un'ultima cosa, che per il proseguo, diciamo, appunto, chi vuole porre domande tra i presenti, tra coloro che sono collegati su Zoom, può eventualmente chiedere la parola sulla chat, e anche chi sta seguendo in streaming appunto questa presentazione può porre domande sulla chat di YouTube, sempre, diciamo, inconvenienti tecnici permettendo, cercheremo di leggere anche quelle. Grazie. Sì, grazie. Sulla prima questione voglio essere molto sincero, assolutamente no. Non prevedevamo, non si poteva prevedere un cambiamento radicale di questa dimensione. Anche qui voglio raccontare un altro episodio. Alla FIGC, a un certo punto negli anni '80, col sostegno di Tom Benetollo, mio vecchio amico e compagno che iscrissio alla FIGC, che è morto qualche anno fa,
presidente dell'Arci, eccetera, che in quel momento si occupava della pace al partito, scrivemmo un documento. La FIGC era una federazione in quel momento di organizzazioni tematiche, una di queste si occupava della pace, era un'organizzazione pacifista dentro il mondo, c'erano i pacifisti, gli ecologisti, le femministe, era un po' avevamo cercato di dare anche una forma organizzativa a tutto quello. Scrivemmo un documento, era il 1986, in cui dicevamo: noi sogniamo l'Europa unita dal Portogallo agli Urali e sogniamo il giorno in cui cade il muro di Berlino. Questo documento finì nelle mani della direzione del partito, evidentemente, e soprattutto degli esteri del partito, che erano diretti dalla componente riformista. Apriti cielo, cosa scrivete? Siete pazzi? Volete squilibrare il mondo? Cambiare in modo veramente... però, diciamo, poi viene rispettata questa posizione, perché comunque esprimeva un'istanza. Questa avveniva 2 anni prima della caduta del muro di Berlino. Quindi l'aspirazione c'era, ma c'era l'illusione o la speranza che non tanto le riforme di Gorbaciov, perché che Gorbaciov volesse le riforme era chiaro, ma che quel sistema fosse difficilmente riformabile senza traumi, questo a noi in quel momento era già abbastanza chiaro. Però tutti immaginavano una possibilità di un'apertura democratica, diciamo, più guidata, diciamo, la transizione, no? Che potesse coinvolgere forze. Invece non fu così, la storia è andata in modo completamente diverso, non solo perché nella Russia post-sovietica ha preso piede sostanzialmente un'ideologia ortodossa di religione, ortodossa nazionalista, che riprendeva un po' vecchia anima, con diverse anime al proprio interno, ma quasi una linea di continuità diretta con una parte del mondo del sovietico, insomma, no? Quindi non solo perché è venuto questo, ma perché poi ci sono state le esplosioni territoriali, etniche, cioè sotto la cappa del mondo comunista non c'era una società civile pronta a un cambiamento, come noi speravamo. Questi erano degli illusi. Una società civile che poteva organizzarsi in forze politiche. Ma c'era di tutto, c'erano antiche pulsioni naziste, vecchie forme antisemite e razziste. Non dimentichiamoci che i più grandi pogrom erano stati nell'est europeo nel Novecento, no? C'erano tensioni locali, rivendicazioni, gli ungheresi che stavano in Romania, i moldavi che stavano... Era una specie di enorme mosaico che, saltando in aria, portava intanto a un grande disordine in quel campo, in cui l'Occidente pensava solo a fare affari, perché era un mercato in cui l'Occidente pensava di poter, e molti si sono insediati in quegli anni anche dall'Italia, no? A fare attività economiche, eccetera, eccetera. Ma quindi non c'era stata la previsione di cosa sarebbe successo da quella parte, e neanche che la caduta del muro di Berlino avrebbe cancellato in un modo così rapido le grandi idee della sinistra, o comunque portato a questo indebolimento, a questo complesso della sinistra, no? Che ha accumulato poi nel corso degli anni 90, insomma. Però quello che tu hai detto, io, riprendendo un concetto che avevo espresso, io veramente tornerei a sottolinearlo per chi ci ascolterà, per il lavoro che si deve fare di indagine, eccetera. Quello che però dobbiamo sapere è che quello è stato un momento vero, drammatico, non è stata una recita o un tweet, è stato qualcosa che ha segnato per sempre la vita di milioni di persone. Per esempio, una parte di elettori comunisti da quel momento hanno votato Lega. In una parte di zone operaie, di zone popolari del nord, una cosa
che è stata analizzata, che è uno dei temi, fra l'altro, che cerco di affrontare nel mio studio Servizi del Popolo che ho citato prima. Quanto a come l'ha vissuta la FIGC, diciamo, i giovani non lo saprei dire. La FIGC, noi avevamo un po' una specie di sentimento di essere controcorrente, di essere nuotare controcorrente completamente, di andare in una direzione completamente diversa, di essere degli innovatori, di dover fare una grande battaglia di identità, e quindi quella fu la collocazione. Poi, diciamo, la rottura fu talmente profonda che, come accennavo prima, avvenne anche nel mondo della FIGC, diciamo. Però io direi che la gran parte della Federazione Giovanile Comunista è rimasta poi sostanzialmente la parte che ha spinto per una linea più innovativa del PDS negli anni successivi. Molte eccezioni, ma comunque questo è rimasto, no? Cito il mio successore, Gianni Cooper, insomma, comunque è rimasto un punto di riferimento ancora negli anni più recenti, insomma. Lasciamo stare Zingaretti, in questo momento non ne voglio parlare, ma comunque, diciamo, c'è stato comunque una forza di quell'esperienza combattuta in quegli anni, in un momento estremamente difficile, che ha cercato di spingere in una direzione che purtroppo non si è realizzata, cioè quella di una nuova forza popolare di trasformazione della società, tema che secondo me rimane di enorme attualità anche adesso. E sulla generazione anziana può dirci qualcosa? Sulla generazione anziana del gruppo dirigente? Così anche dei militanti in generale. Dei militanti, no. Allora, per il gruppo dirigente la vicenda portò a delle rotture, queste sono state poi storicizzate, scritte, se ne è parlato, ci sono molti libri, molte memorie, insomma. Io sono stato testimone, diciamo, di una parte di questa rottura, in Grau, che non passò a Rifondazione subito, ma insomma che entrò in un profondo elemento di situazione di angoscia e di critica, no? Di Tortorella, di Nata, ho già detto, e poi, diciamo, il gruppo dirigente Paietta, che morì durante quella stagione, insomma, fu l'unico che non scelse una posizione politica. Quello che è certo è che nel corpo del partito anziano quella è stata una vicenda che ha segnato veramente nel profondissimo. Diciamo che la gran parte di questo corpo anziano ha scelto per il cambiamento, in nome di una fiducia in chi guidava il partito. Quindi c'è stato anche un aspetto fideistico, comunque di affidarsi a chi guidava il partito, e anche della consapevolezza che un cambiamento era necessario. Con grande sofferenza, quindi tenendo vive tutte le tradizioni del passato, dai tortellini fatti in casa l'inverno per le feste dell'unità, a tutto il pazientissimo lavoro organizzativo. Si può dire che negli anni 90 la struttura del PDS è rimasta, non dico intatta, ma diciamo fortissimamente simile a quella degli anni precedenti. Però non c'è dubbio che anche in questo mondo di anziani c'è stata poi una rottura di quelli che erano più anziani allora, più adulti allora. C'è stata poi questa rottura drammatica di chi non ha accettato la svolta, di chi ha fatto, è passato con il ciclo di rifondazione. Tante volte abbiamo avuto addirittura le stesse sezioni come case del popolo o come sezioni grosse, costruite di proprietà del partito, costruite con grande sacrificio, che sono state divise perché i compagni che sono andati a Rifondazione, quelli che sono rimasti nel PDS,
erano tanti gli uni e gli altri, quindi hanno diviso i locali, no? Quindi abbiamo trovato per anni e anni e anni queste sezioni trovate, questo è successo in moltissimi luoghi. Le case del popolo sono rimaste tutto sommato un luogo comune laddove c'erano. Non è mai stata veramente ricucita, diciamo così, quella frattura. Molti di quella generazione evidentemente non c'è più, la rifondazione stessa è cambiata, sono entrate nuove generazioni più giovani, più movimentiste, in qualche modo prima con Bertinotti e poi nei primi anni 2000, dopo Genova, quando ci furono gli scontri, l'assassinio di Giuliani, eccetera, eccetera, Rifondazione è diventata più partito dei movimenti che non, diciamo, il partito continuatore di quella storia di critica al Partito Comunista Italiano. Ci sono, non so se Pierangelo voleva aggiungere qualcosa, ma ci sono un paio di scusate, un paio di domande via chat. Una è sulla chat di YouTube, la leggo anche perché sono molto soddisfatto che riusciamo a gestire anche la chat di YouTube, è la prima volta. È una domanda in verità che punta molto al presente, quindi temo che ci porterebbe lontano dalle possibilità di questo incontro. Grazie per l'invito a raccogliere il grido di rabbia per cambiare la società, ma chi lo può fare? Chi può mettersi a capo di questa istanza? Una domanda molto impegnativa che ci porta un po' fuori. E invece, tra chi sta partecipando appunto alla riunione su Zoom, c'è una domanda di Marino Chiozotto. Mi pare che dopo la morte di Berlinguer ci fosse una parte del partito che riteneva necessario nominare Luciano Lama e delusa dalla nomina di Natta. Cosa ti ricordi? Sì, sì, è verissimo. È verissimo. Io non ero ancora in quel momento nella direzione del partito, perché venni eletto segretario della FIGC nel febbraio del 1985, mentre Natta venne eletto nell'84, poco dopo la morte di Natta. Scusate, di Berlinguer. È vero che dopo la morte di Natta, diciamo, il gruppo, soprattutto riformista del partito, spinse moltissimo per la candidatura di Luciano Lama, che era vicino a loro, anche se aveva una posizione più indipendente, non si poteva considerare tout court un'espressione, però era stato nel fuoco di una polemica con Berlinguer per quello che riguarda tutta la vicenda della Scala Mobile, per il modo in cui il PC aveva fatto opposizione al decreto che tagliava i punti di Scala Mobile, e poi dopo la morte di Berlinguer per il modo in cui il partito aveva deciso di promuovere il referendum, che poi si perse, contro il taglio della Scala Mobile. Contro questa ipotesi di candidatura il gruppo berlingueriano si mosse. Poi la versione ufficiale vuole che Lama abbia detto di non candidarsi e sia stato Lama a chiedere a Natta di candidarsi. Questa è la versione che viene, diciamo, data ufficialmente, che ha una parte di verità, perché quella era l'abitudine morale dei dirigenti del partito di non anteporre mai se stessi. Vorrei ricordare che Alessandro Natta si era ritirato dalla politica, dalla prima linea, era presidente della Commissione Centrale di Controllo, non voleva svolgere funzioni politiche e quindi in qualche modo fu costretto da chi? Da Tortorella, da Pecchioli, un po' dal gruppo dirigente Raigli, dal gruppo dirigente storico del partito, che vedeva in Natta una possibile transizione, perché era troppo presto contrapporre Occhetto, su cui c'erano dei dubbi, come dicevo anche prima, a Lama, e tanto più da Lema, che era giovanissimo, a metà degli anni '80. Quindi questa domanda è un elemento di verità, ma ripeto, poi la decisione di Natta fu una decisione unanime proprio per cercare di
evitare contraccolpi più gravi, una spaccatura più grave nel corpo del partito, con una competizione fra diversi segretari, perché in quel momento non c'era questa abitudine. Qualche anno dopo Natta scrive anche un libro paragonandosi a un frate, viene pubblicato dalle Pauline, mi pare, sì, proprio per dare quella dimensione che lui era uscito dalla politica attiva e in qualche modo viene richiamato a svolgere questo ruolo. Sì, diciamo, poi la vicenda è stata... poi quando lui ebbe l'infarto, Natta, da segretario del partito, e ci fu il cosiddetto patto del garage fra Occhetto e D'Alema, anche queste sono cose scritte, no? Per cui in qualche modo si misero d'accordo sul fatto che toccava Occhetto e poi D'Alema sarebbe venuto dopo. Insomma, questa è la vulgata, adesso la dico in modo un po' rozzo, ma insomma è uscita così la vicenda, insomma è abbastanza documentata. E la reazione però alla nomina di Occhetto a vice segretario del partito, con Natta che era ancora in ospedale per l'infarto, la reazione di Natta fu di grandissima amarezza. Penso che poi il motivo vero per cui Natta si oppose alla svolta dopo fu anche l'amarezza per come era avvenuta quella vicenda, insomma, cioè quasi liberarsi di questo anziano compagno che era stato male, facendo quello che era apparso un colpo di mano, insomma, spregiudicato e giacobino. Ricordi qualche nome di compagno, di dirigente, anche non dirigente, tu c'è la tua esperienza nella FIGC a livello nazionale, ma per quanto riguarda il Venezia, insomma, Venezia, la provincia di Venezia? Quando tu eri segretario nazionale, forse c'era Ugo Bissacco, segretario sì, c'era stato Ugo provinciale. Bissacco, c'era stato prima Stefano Magnabosco. Ve lo ricordate Stefano? Quello che doveva diventare segretario provinciale, poi... Sì. Che poi si era trasferito in Umbria. Credo che Lazzaro Pietragnoli sia venuto qualche anno dopo. Sì, era candidato alle comunali nel 90, Lazzaro. Nel 90, quindi c'era Lazzaro, e Lazzaro adesso è un dirigente del Partito Laburista di Londra. Lo conosciamo, sì. Lo conoscete certamente. Massimo Cestaro negli anni precedenti, che poi è diventato dirigente del sindacato, era la FIGC forse prima di Bissacco. Martino Dorigo c'era stato prima, lui si schierò contro la svolta e poi divenne deputato di Rifondazione Comunista, e poi si è trasferito, non so se sta a Mantova, dove sta, figlio del grande Vladimiro Dorigo. Aveva un fratello estremista molto di autonomia operaia, molto duro, e quindi erano epici gli scontri in famiglia fra i due, diciamo, il Figlicciotti e vabbè, poi tanti compagni, insomma. Adesso in realtà alla fine degli anni '80 io non ero più venuto a Venezia da molti anni, perché Martino era stato all'inizio degli anni '80 segretario, così come altri, quando io ero stato segretario regionale del Veneto, e poi per un brevissimo periodo Gianni Pellicani mi aveva nominato una segretaria regionale del partito. No, non Gianni Pellicani, Ginio Ariemma, scomparso l'anno scorso, che fu per un periodo segretario regionale del partito, e poi lasciai perché andai nella segreteria nazionale. Poi invece, quando ero a Padova, in quell'esperienza precedente, io avevo uno strettissimo rapporto con Gianni Pellicani, che era segretario regionale, pur avendo idee sulla politica nazionale diverse. Lui era un autentico uomo illuminato. In questo era
aveva un'idea non stalinista del partito, insomma, uno dei pochi, veramente, forse non so se la sua attività di libraio così lo aveva aiutato, insomma, quindi lui veramente gli piaceva questa ricchezza anche di opinioni e di confronti. E beh, insomma, poi compagni di area veneziana che ha incrociato in quegli anni, sono stati tantissimi, però appunto in quel periodo lì c'era già più De Piccoli, Morandina, che guidavano, mi pare, il partito veneziano. Non ho una memoria esatta della coincidenza con chi era segretario provinciale del partito allora, forse era Delia Murer, non mi ricordo. No, Walter Vanni a fine 80 e poi Maurizio Bacchin, l'ultimo segretario, e poi Bacchin, 90-92. Mentre Cesare era stato prima e era deputato. C'era vice sindaco, europarlamentare. Era europarlamentare, poi c'era la Delia, che non era ancora deputata, era diventata dopo, negli anni 90, credo. Sì, nel 2000. Ah, nel 2000 addirittura. Sì, Adriana Vigneri. Sì. Adriana Vigneri era stata parlamentare, ma non mi ricordo se nell'epoca della Svolta o poco dopo. Nel 92. Alle prime elezioni del PDS. Figura di grande qualità. Insomma. Va bene. Ci sono altre domande che hai visto, Giovanni? Una cosa, sempre sulla chat di YouTube, Antonio Stinà ricorda, visto che si parlava appunto di figure dell'epoca, Lorenzo Guerrieri, segretario della FIGC a metà anni 80. Sì. Lorenzo Guerrieri. E poi basta, no, non ci sono altre domande. Marino Chiazzotto ringrazia per la risposta e dice: se fosse stato nominato Lama sarebbe stata tutta un'altra storia, sicuramente. Vabbè. È un'opinione rispettabilissima. Non è possibile. Non ci sono domande, mi pare. Non so se gli altri vogliono dire qualcosa. Possiamo lasciarci così senza farci del male, come diceva quel tale. Io ringrazierei, non so se, ovviamente l'Iveser della grande disponibilità e della collaborazione di questo progetto vuole avere anche una sua scientificità, non è solo una raccolta di bei racconti, che pur sempre importanti, ma insomma è un lavoro assolutamente scientifico, insomma, vuole avere questo livello e questo grado. Per cui grazie a chi lavora e chi opera con l'Iveser non smetteremo mai come fondazione di ringraziare la loro attività, sia in campo storico ma anche in campo culturale e politico-culturale in senso più ampio. Questi sono stati i primi 2 interventi, questi 2 primi incontri. Probabilmente ne faremo un altro, e poi per chi deve iniziare il lungo percorso di raccolta di interviste, di raccolta e di ricerca, insomma, di raccolta anche di materiale, con loro, insomma, ci troveremo nei prossimi giorni, insomma, per coordinare al meglio questo lavoro. Giovanni, a te il saluto finale della messa. Ringrazio molto Pietro Folena per questa sua testimonianza così ricca. E niente, do appuntamento anch'io ai prossimi sviluppi di questo progetto che definiremo via via, insomma, è un progetto in corso, quindi restate connessi, come si dice. Grazie a voi, complimenti. Grazie, Pietro. È stata una bellissima occasione. Grazie ancora. Di nuovo. E il libro è sempre acquistabile. Sì, servirsi del popolo a nave di Teseo. E lo presenteremo. Grazie ancora, Pietro, grazie mille. Buona serata a tutti.